Ci troviamo a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, e quella che vedete alle mie spalle è Villa Contarini, un gioiello dell'architettura e dell'arte veneta che vogliamo andare a visitare insieme a voi. Seguiteci. Alessandro Bison ci ha portato in una sala che è veramente molto particolare, è la Sala delle Conchiglie, credo che non abbia eguali in tutto il mondo. Diciamo, ci sono degli altri esempi, si rifà un po' anche a quelli che erano i canoni decorativi barocchi. In alcune sale, per esempio a Palazzo Te a Mantova, si trova una sala che è una finta grotta. Nel caso specifico questa è tutta decorata con conchiglie e si tratta di un restauro in realtà, un restauro sempre voluto dai Camerini, probabilmente l'ultimo, risale al 1926. Ma questa sala nasce già con questo impianto, come altre sale di questa villa in realtà in origine era tutt'altro? Allora, in realtà non lo sappiamo, c'è una cronaca del 1685 nella quale l'autore asserisce che nella villa c'è una sala decorata con conchiglie. Sappiamo anche per certo che questa sala nello specifico nel 1850 è stata utilizzata come scuderia da parte di truppe austriache che avevano un reparto di cavalleria, quindi qui ci tenevano i cavalli mentre i soldati dormivano nelle sale con gli affreschi. Quindi non c'erano queste finestre, era aperta forse? Probabilmente o c'erano delle finestre o c'erano delle finestre non vetrate. Si trattava di un portico nel quale era possibile entrare con una carrozza e dal portico poi era possibile accedere agli appartamenti sovrastanti, si chiamavano tradizionalmente gli stanzini principeschi perché sembra che i contarini li avessero destinati agli ospiti più importanti. Quindi si trattava di una specie di ricovero per le carrozze nelle quali con le quali praticamente l'ospite di riguardo poteva arrivare e accedere non visto, quindi nel più assoluto riservo, a delle stanze all'interno della dimora del signore che erano state per lui riservate. Questa tra l'altro è una sala che conferma come la villa possa continuare a vivere in maniera molto, molto concreta, perché in questa sala c'è la possibilità di fare convegni, organizzare eventi, quindi dialogare con il territorio anche attraverso queste manifestazioni. Sì, non solo dialogare con il territorio ma anche dialogare con il presente, nel senso che buona parte delle attività che svolge la villa sono culturali, molte altre sono anche hanno un risvolto commerciale sostanzialmente, quindi la sala viene utilizzata anche per ricevimenti di nozze per esempio. Oppure, è un posto fantastico per sposarsi. Molto capiente, oppure per eventi aziendali, presentazioni di prodotto, e quindi diciamo questa attività consente anche alla villa di avere una sua autonomia. Villa Contarini qui a Piazzola sul Brenta è straordinaria, come avete visto, negli ambienti interni, però devo dire che forse uno degli aspetti più pittoreschi, più caratteristici e più fruibili alla fine è il meraviglioso parco, il giardino esterno e il parco di questa villa. Alessandro Bison, è così? Il parco in effetti è una delle caratteristiche più gettonate dai visitatori, perché consente anche alle famiglie di trascorrere una giornata in tranquillità, all'aria aperta e di godere contemporaneamente anche di quello che è un bene culturale. Quindi è possibile visitare le sale o le mostre periodiche che vengono allestite nella villa e nella stessa giornata anche passare per esempio picnic nel giardino, cosa che si può fare tranquillamente, insomma. Non è un giardino così, è un giardino che ha delle caratteristiche proprie, delle peculiarità anche. È un giardino, diciamo, il parco si suddivide in due aree sostanzialmente, un'area che è quella che riprende un po' la parte più antica, quindi quella che ospita ancora adesso le peschiere, quella a ridosso della villa, che è di origine seicentesca, un'area che è quella poi più retrostante la villa, che è stata ricavata da antiche risaie, sostanzialmente sul finire dell'Ottocento, sempre dai Camerini, e che quindi è stato organizzato secondo i dettami stilistici del parco all'inglese, quindi con dei grandi prati, viali percorribili tranquillamente a piedi,
alcune aree boscate perché consentono oggi, diciamo, funzionano come un'oasi naturalistica. Per esempio abbiamo una garzaia con diversi aironi cinerini, garzette e via dicendo, e diversi assi prospettici che quindi danno anche un'idea di grandiosità a quello che è l'impianto di questo sostanzialmente un gigantesco giardino. All'interno del parco ancora oggi conserviamo un laghetto che non è altro che l'invaso artificiale che è stato creato per drenare, per risanare le vecchie risaie e ricavare i prati sui quali poi i giovani proprietari passeggiavano i loro tempi, insomma. Comunque stiamo parlando di una superficie attuale di circa 45 ettari. Angelo Tabaro è il segretario regionale per la cultura della Regione Veneto. Di solito i biglietti da visita delle ville sono quelli che si vedono dalla parte antistante la villa. In realtà, dottor Tabaro, il biglietto più significativo è questo. Contarini, tutti la conoscono per la maestosità della sua facciata e per la bellezza della sua facciata e della parte davanti del giardino. Però l'idea di vedere invece la parte del retro è un po' come rientrare, diciamo, in 500 anni di storia. Cioè le ville venete e la Villa Contarini è un'attrazione anche per questo, rappresentano l'esempio in cui la cultura e l'economia si fondevano. Qui era un'impresa agricola ecco, tutto quello che vediamo dietro è il paesaggio veneto come era 500 anni fa. Se vedete, una delle caratteristiche proprio di questa villa è avere un parco enorme, adesso io non dico i numeri ma credo siano più di 30 ettari, in cui la natura, l'ambientazione, il filare degli alberi, cioè è rimasto come era 500 anni fa. E sembrerebbe quasi, se dovessimo girare un film, potremmo benissimo mettere i contadini con i covoni, eccetera, e ricostruire veramente quella che era la civiltà veneta dal momento in cui è nata questa villa. Quindi qui non solo la fruizione di nozioni legate alla storia, all'arte, alla cultura, ma anche la possibilità di immergersi fisicamente nella storia, nel passato. Ma io credo che proprio questa è una delle caratteristiche delle nostre ville, cioè abbiamo la bellezza, l'arte, la cultura. Voglio ricordare la fortuna che stanno avendo le esposizioni che abbiamo avviato da alcuni anni nella grande sala espositiva della villa, che al momento c'è la mostra di Saverio Barbaro, però abbiamo avuto un'ottima fortuna ad esempio con la mostra sui Beato di fotografia, quindi la villa come contenitore che restituisce cultura, ma la villa come al tempo stesso luogo dove qualcuno può venire e avere tutto, cioè immergersi nella storia, nella cultura, nella civiltà, anche la più naturale, anche la più semplice del Veneto, della nostra cultura, della nostra gente. E ricordiamo che tra l'altro proprio la Regione Veneto è la padrona di casa di questa villa, perché c'è questo impegno della Regione a acquisire questo patrimonio per evitare che venga disperso, che finisca nell'oblio proprio del tempo. L'acquisto è stato proprio un grosso impegno, non tanto per diciamo, la dimensione finanziaria dell'acquisto, quanto per la dimensione finanziaria del mantenimento e della valorizzazione di questo patrimonio. È un grosso impegno per la Regione consapevolmente lo ha assunto e lentamente stiamo cercando di far diventare Villa Contarini, assieme ad altre ville venete di proprietà della Regione, dei luoghi, delle immagini, dell'eccellenza veneta e quasi direi non solo per i cittadini ma anche per i turisti un luogo di attrazione che diventa poi economia. Abbiamo parlato delle peschiere, noi siamo proprio nelle peschiere di Villa Contarini, qui a Piazzola sul Brenta, che avevano quale funzione? Erano delle peschiere vere e proprie, nel senso che logicamente servivano proprio ai fabbisogni della villa. La villa storicamente non nasce solo come un luogo nel quale tenere spettacoli, intrattenere gli ospiti, ma nasce anche come diciamo il fulcro di tutta un'attività economica e deve essere per quanto possibile indipendente.
Quindi molte delle ville più antiche avevano a ridosso dei brolli, che altro non erano che dei giardini coltivati con alberi da frutto, che avevano non solo una funzione estetica ma anche pratica, quella di fornire ai padroni di casa la frutta fresca. Nel caso della villa di Piazzola si conservano ancora oggi le peschiere, che servivano a fornire il pesce fresco. In realtà poi avevano anche una seconda funzione, che era quella, in alcuni casi sono state utilizzate nella seconda metà del Seicento per organizzare sia spettacoli teatrali galleggianti, sia delle naumachie, che erano delle battaglie navali in miniatura, incruente per carità, in occasione di spettacoli e intrattenimenti che venivano organizzati dalla famiglia dei Contarini. E da questa zona più o meno si sviluppano anche i viali che poi ci portano appunto nel lago a cui accennavamo prima. Esatto, il parco della villa è caratterizzato anche dalla presenza di molti viali ombreggiati molto ampi che consentono passeggiate in tutta tranquillità, anche da parte delle famiglie con bambini piccoli, carrozzine eccetera eccetera, e buona parte di questi viali poi convergono verso il lago del quale parlavamo prima, che adesso andremo a vedere. Siamo arrivati al laghetto della Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, devo dire tra l'altro in uno scenario, Alessandro, estremamente suggestivo, perché siamo, sì, l'effetto è quello, siamo in una stagione proprio di pollini che vagano e sembra veramente di stare anche in mezzo alla neve, e questo ci permette di capire anche quanto sia il fascino di questa villa anche in inverno. Sì. La villa, tra le altre cose, è sempre aperta al pubblico anche d'inverno, sia pure con orario ridotto, e anzi i panorami che si possono apprezzare nel parco d'inverno hanno un particolare fascino proprio per diciamo, l'ampiezza degli spazi, il fatto che non ci sono le foglie, quindi si può vedere in lontananza, e nelle giornate particolarmente limpide anche fino alle montagne. Per quanto riguarda la primavera, invece, adesso sta iniziando proprio l'attività più importante dal punto di vista del numero dei visitatori, perché il parco è molto apprezzato, come dicevamo prima, anche dalle famiglie, le quali sono ulteriormente facilitate a partire da quest'anno, perché abbiamo pensato di introdurre un nuovo biglietto, il biglietto famiglie, che consente l'accesso a 2 adulti e fino a 3 minorenni sotto i 14 anni, quindi a 3 bambini, facendo pagare solo i 2 adulti sostanzialmente, quindi al prezzo di 2 biglietti interi entrando in 5. Abbiamo già avuto dei buoni riscontri e ci risulta che sia anche molto apprezzata come iniziativa, insomma. Questo è il laghetto, abbiamo detto un invaso artificiale comunque. Sì. È un laghetto artificiale che è stato creato alla fine dell'Ottocento, perché quando si è deciso di trasformare una parte che aveva una destinazione agricola, quindi risaie o comunque zone che dovevano essere allagate periodicamente, in un gigantesco parco, originariamente era 110 ettari, è stato necessario drenare tutti quanti i terreni, e per drenare i terreni è stato creato un laghetto, un invaso artificiale che esiste ancora oggi, che è questo, insomma. Tra le altre cose, al centro del laghetto c'è un'isola artificiale e sull'isola c'è una bellissima statua in bronzo del Cristo che cammina sulle acque, un'opera di Leonardo Bistolfi. Ringraziamo allora Alessandro Bison per averci accompagnato in questa visita straordinaria, una visita che vi consigliamo veramente di seguire un po' sui nostri passi.